Telespettatori di Antenna 3, buona serata, ben ritrovati con 20:10, l'appuntamento quotidiano di approfondimento dei nostri telegiornali. Questa sera parleremo di un argomento davvero particolare che sta molto a cuore a tutti coloro che amano la buona musica, ma anche a tutti coloro che hanno un forte impegno nel sociale, soprattutto a favore delle persone disabili. Parleremo quindi di musica per il sociale questa sera con Francesco Grollo, tenore, volto noto per tutti gli appassionati di lirica, direi soprattutto voce nota per tutti coloro che amano la bella musica e il bel canto, e Francesco Truccolo, consigliere comunale di Cimadolmo. Cimadolmo, perché Cimadolmo? Perché a Cimadolmo è partito questo progetto che si chiama appunto Musica per il Sociale, che sta facendo assieme ad altre iniziative del Comune da apripista a livello nazionale per l'impegno a favore delle persone disabili. Consigliere, vuole spiegarci esattamente di che cosa si tratta? Sì. Cultura senza barriere, musica per il sociale è un progetto che vede coinvolto fin dall'inizio il tenore Grollo e nasce da un'intuizione del sindaco Ministeri e coinvolge i servizi sociali, l'assessorato alla cultura di Cimadolmo e mira a garantire l'accessibilità dei luoghi di cultura e di affezione alle persone con disabilità per coinvolgerli, per richiamarli, per avvicinarli agli eventi le persone che hanno o difficoltà di movimento o comunque una disabilità che non gli consente di vivere appieno la loro vita. E noi abbiamo pensato a questi eventi per farsi cassa di risonanza tramite la musica per questo importante progetto che ha una finalità di eliminare le barriere sia architettoniche che soprattutto mentali. Soprattutto mentali e culturali. Francesco Grollo, lei fin da subito si è fatto alfiere di questa battaglia e ha voluto portare avanti da Cimadolmo, ma allargando il messaggio a tutta la regione e non solo. Sì, devo dire che queste sono poi cose che non ti possono lasciare indifferente. Infatti un giorno è nato quasi per puro caso questo incontro con il sindaco Giovanni Ministeri, che è un caro amico, e mi dice: vorrei fare un concerto qui in piazza. Ma quando? Dico, eravamo i primi di agosto, vorrei fare il 15 agosto. Ho detto: ma no, è impossibile, ti prego, dobbiamo farlo. Grazie a Dio, che bisogna avere anche il suo aiuto ogni tanto, ci siamo riusciti e siamo riusciti a fare questo concerto con l'Orchestra Filarmonica del Veneto, poi attivando questa fantastica struttura, grazie poi anche alla Proloco, al presidente della Proloco, a Graziano Dall'Acqua. Siamo riusciti a imbastire un concerto in breve. In 2 settimane, siete riusciti. È una cosa incredibile. E poi vedere queste persone che sono state portate sul posto, messe in prima fila, le persone con disabilità, e che la soddisfazione massima che hanno goduto di questo concerto. E poi se vuoi posso dire questa cosa, raccontare questa cosa che mi ha colpito, mi ha commosso moltissimo. Perché tutto è nato da una promessa, vero, sì, è vero, Francesco? Perché alla fine del concerto poi, scendendo, una persona naturalmente mi ha avvicinato, di queste persone con disabilità, e quasi a stento, commosso, mi dite: guarda, questo concerto per noi è stato bellissimo, però mi devi fare una promessa. E ho detto: guarda, sono qui a tua disposizione, ci devi promettere che non ci abbandonerai mai più. Ho detto: te lo prometto, siamo anche di fronte alla Chiesa, perciò di fronte a Dio te lo prometto. E questo è un impegno che mi sono preso anche di fronte a loro, perciò sto cercando, sempre con la colonna portante di Cimadolmo, da dove tutto è partito, di portare in giro questo progetto anche in altri concerti. Ecco, che riscontro avete avuto quindi nel territorio? Beh, innanzitutto quando si porta, io credo fermamente che l'opera lirica, poi il concerto lirico fa parte della nostra cultura. L'Italia è amata e naturalmente è sognata in tutto il mondo anche per la lirica. Fare un concerto lirico su una bella piazza del nostro territorio significa dare anche alla cittadinanza un'opportunità di godere di un evento importante, perché quando si vedono poi 80-100 persone in palcoscenico, già il numero, no, fra coristi e orchestra, dà un'emozione, credo.
fare poi il repertorio classico dà l'opportunità a tutti di ascoltare un concerto, un grande concerto in una piazza poi che molto spesso non è sempre facile. Si fanno piuttosto altri eventi perché costruire un concerto con tante persone così in palcoscenico ci vuole grande impegno, grande dedizione e professionalità. Però ho visto che questa è stata raccolta subito perché siamo arrivati quest'anno alla terza edizione, giusto Francesco? Che sarà poi l'11 agosto, ritorneremo con la promessa naturalmente fatta a queste persone, ritorneremo l'11 agosto con l'Orchestra Filarmonica del Veneto diretta dal maestro Riccardo Boeretto e con il coro di Padova. Quindi il prossimo appuntamento a Cima d'Olmo è quello dell'11 agosto, ma sono moltissime le iniziative che voi avete in cantiere, sì, vero? Infatti il concerto si inserisce nell'estate Cima del Mese in cui coinvolgiamo le attività e le associazioni, tra cui la Proloco, la Grangia e la Polisportiva Voluntas, e tutte le attività che vogliono comunque fare degli eventi, e noi facciamo una promozione integrata e garantiamo come sempre il trasporto alle persone che magari hanno delle difficoltà, hanno disabilità, hanno difficoltà di movimento. Insomma, per noi magari è normale avere l'auto, mentre per altri questo è già qualcosa di magari insormontabile, anche se sembra di no. Quindi magari solo il fatto di far fatica a muoversi, a uscire di casa diventa magari quella cosa che ti preclude di poter godere di iniziative così belle, appunto come i concerti, ma le tante altre anche che state organizzando. Sì, infatti il progetto mira a garantire una migliore qualità di vita, soprattutto come inizio, poi mira anche a discorsi magari diciamo più alti, nel senso di creare delle sensibilità, rimuovere le barriere mentali di cui si parlava prima, che ancora persistono e magari non ci consentono di avere una visione magari orientata all'accessibilità in generale, insomma, a fare delle cose utilizzabili da tutti. Ecco, peraltro il comune di Cima d'Olmo è il primo comune in Italia ad avere sottoscritto con la Società Italiana Disability Manager un protocollo d'intesa per la tutela delle persone disabili. Sì, è il primo con Sidima, il cui presidente è l'architetto Dalla Mora, che lavora all'Oras di Mota e Livenza. E questo protocollo mira appunto a pensare a delle strutture, nel senso quando dobbiamo fare un immobile pubblico o una struttura pubblica, di pensare che sia accessibile a tutti, garantendoci anche il punto di vista dell'Associazione Italiana Disability Manager, che appunto fa questo di lavoro. Insomma, ecco, credo sia obbligatorio per legge, ma molto spesso purtroppo accade anche che vengano realizzate delle nuove costruzioni senza tener presenti quelle che potrebbero essere delle barriere architettoniche insormontabili per chi non riesce a muoversi. Sì, è obbligatorio, ma molte volte manca la pianificazione. Noi con questo vorremmo avere una pianificazione a lungo raggio che ci consenta di vedere le cose in maniera diversa, non finalizzate all'immediato, ma con una visione più completa, insomma. Ecco, sormontare, dicevamo, le barriere architettoniche, le barriere fisiche, ma ci sono soprattutto, forse talvolta sono ancora più difficili da sormontare, le barriere mentali, vero Grollo? Sicuramente, però io ho visto che attraverso la musica è veramente un messaggio universale, direi divino, che attraverso la musica si riescono a sfondare tante porte che molto spesso con altri sistemi risulterebbe molto difficile. Io l'ho visto questo, anzi dirò di più, che le testimonianze che ho avuto ho capito che anche per le persone con disabilità la musica è veramente un fattore importantissimo per la loro vita. Infatti poi mantenendo la mia parola, l'8 luglio per il Marostica Summer Festival, dove ci sarà l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Marco Titotto, poi ci sarà il Coro Filarmonico Veneto, il soprano Annalisa Raspagliosi tra l'altro, e il baritono Elia Fabian. Faremo un altro concerto e io ho preteso, scusate è brutta la parola, ma ho preteso di essere testimonia di questo progetto. Ho parlato con l'organizzazione e ho detto che vorrei
ripetere la stessa cosa che si fa importante a Cima d'Olmo, ovvero che si sia attivata una sorta di attenzione verso le persone con disabilità e siano accompagnate e messe in prima fila ad assistere al concerto. È stata accettata subito, anche perché anche Marostica, ho capito, che ha un progetto per riuscire a far partecipare alla vita sociale del territorio anche queste persone. Naturalmente io non sono felicissimo e anche in questa occasione poi ci sarà una presentazione, perché poi la piazza anche di Marostica è molto grande, ci sarà molto pubblico, ci inseriamo con un concerto lirico. Bella, tra l'altro la piazza di Marostica bellissima, è splendida. Bellissima. E credo che anche questo che dite è importante, perché conoscere anche il nostro territorio attraverso questi eventi musicali importanti credo che sia un doveroso anche da parte nostra. L'Italia è un paese meraviglioso, io ne sono innamorato sempre di più e credo che sia importante attraverso questi eventi di portare la cittadinanza e ad assistere, a vedere le bellezze che abbiamo, non solo del paese, no, del territorio, ma anche le persone che arrivano anche dall'estero capiscono che qui veramente, a parte qualche piccolo problema, viviamo in un paradiso. Beh, da tutto il mondo giungono in Italia, no? Per vedere il nostro paese, ma anche per assistere a concerti. Pensiamo all'Arena di Verona, che ogni anno fa dei numeri eccezionali proprio di persone che vengono da tutto il mondo per assistere a un concerto nel paese della lirica. Ma guarda, io devo dire che poi io, avendo cantato sia all'Arena di Verona, poi anche la Terme di Caracalla, che è un altro praticamente veramente palcoscenico straordinario, si prova un brivido anche per noi che saliamo in palcoscenico, è un qualcosa di inspiegabile, però è un brivido che dà la percezione esatta di quello che noi abbiamo, di questa grande potenza buona, se vogliamo dire, per mettere d'accordo il mondo. C'è addirittura adesso un progetto che forse mi chiamerà in Nord Corea, con il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, per portare una masterclass ai giovani allievi della scuola del canto lirico e dell'opera italiana. E attraverso veramente questa straordinaria cultura italiana possiamo veramente pontificare e riuscire a collegare tante diverse realtà. Io credo che sia, forse credo che la musica o la bellezza salverà il mondo, io lo credo fermamente, poi sempre con l'aiuto di Dio naturalmente. Ecco, parlavamo di brividi che voi provate quando andate a cantare in questi luoghi meravigliosi di cui abbiamo parlato, sicuramente brividi che provocano le vostre canzoni, questa musica splendida in chi vi ascolta. Sentiamo quindi insieme un brano di Con te partirò, cantato da Francesco Grollo. Prego la regia di mandarlo in onda. Sentiamo. Grazie. Quando sono solo sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so
Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Ecco, una musica da brividi, Francesco Grollo, meravigliosa, un video speciale questo. Questo è un video speciale perché fa parte di un progetto che si chiama La Romanza Italiana. C'è l'orchestra regionale, c'è il maestro Diego Basso, che è un caro amico tra l'altro, e tra l'altro questa è veramente un brano speciale perché al pianoforte c'è l'autore Francesco Sartori, l'autore di Con te partirò. Che è veneziano. Questo concerto della Romanza Italiana siamo riusciti per la prima volta a portare la lirica perfino in Kuwait, perciò a Kuwait City abbiamo fatto questo progetto con la Romanza Italiana. E devo dire che Con te partirò ormai fa parte del nostro repertorio classico, perché Francesco Sartori l'ha scritta come una romanza classica. Infatti è una romanza che conoscono ormai in tutto il mondo, è diventata grazie naturalmente al mio buon amico Andrea Bocelli che l'ha portata fin da subito. Eravamo a Castelfranco, al Teatro Accademico. Un applauso quindi anche da parte nostra. La regia chiama la pubblicità, ma restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo, a tra poco. Venti e 10, rieccoci in diretta con gli ospiti di questa sera, Francesco Grollo, tenore, e Francesco Truccolo, consigliere comunale di Cimadolmo. Stiamo parlando di musica per il sociale, questa bellissima iniziativa che ha visto il comune di Cimadolmo capofila nel portare avanti questo progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mentali e culturali nei confronti dei disabili, e per portare avanti anche il grande canto, la grande lirica, la musica proprio in queste occasioni. Stavamo parlando durante la pubblicità di tante piccole strane coincidenze della vita, vero Grollo? Mi stava appunto raccontando di un altro concerto che ci sarà a luglio, mi pare. Ci sarà il 18 giugno in Friuli. In Friuli, appunto, a Cordenons, nella cattedrale, perché ci sarà appunto la Madonna di Fatima in pellegrinaggio, la statua. E questa richiesta, le vie del Signore e poi della Madonna sono infinite, credo, ma questa richiesta della mia presenza è stata fatta proprio da un disabile, da una persona con disabilità, che ha chiesto che io fossi presente per cantare, per fare un saluto in questa occasione. Tra l'altro si chiama Francesco. Perciò sono andato lì dal sindaco, ho parlato con il parroco e sarò presente il 18 giugno, prima con un piccolo concerto in chiesa, in cattedrale, dedicato ai missionari. E poi un saluto alla Madonna, dalla messa celebrata dal Vescovo alle 18:30, perciò che sarà per la cittadinanza. Quindi con l'Ave Maria, immagino. Un'Ave Maria sicuramente. Adesso vorrei sceglierne una che possa essere la più adatta, anche se sono tutte bellissime, tutte belle da cantare. Vedremo, ci penserò. Però questa è una coincidenza incredibile. Una persona con disabilità ha chiesto la mia presenza, si chiama Francesco, perciò vuol dire che questa linea poi è sempre collegata. Ecco, io volevo chiederle, Grollo, come è nato in lei questo desiderio? Lei è un cantante, un tenore ormai famoso, ha cantato in tutto il mondo. Che cosa le ha dato la spinta nell'impegnarsi con la sua attività e con questo dono meraviglioso che la natura le ha dato della voce, di dedicarsi alle persone disabili? È una bella domanda, molto difficile.
Io credo che si senta un desiderio, direi anche un bisogno di fare qualcosa per il proprio territorio e in particolare per le persone che magari sono anche un po' più emarginate. Non perché questo sia un qualcosa per cui ci si debba a tutti i costi rendere per forza utili. Io credo però che io lo sento come un dovere e da un certo punto di vista, e credo che la musica, poi io spezzo una lancia a favore della lirica naturalmente, debba essere diffusa e deve essere fatta conoscere a tutti. Dobbiamo un po' riprendere, io credo, anche le nostre tradizioni e orientarle anche verso queste persone. Credo che sia un'emozione anche per noi, che ci arricchisce, e sentirsi anche utili anche a queste persone. L'ho visto anche in molte associazioni di volontari, specialmente poi della Chiesa Cattolica. Ho visto che le persone poi vengono tutelate e vengono accompagnate, non vengono mai fatte sentire sole. Questo credo che sia una cosa importante. Perciò anch'io ho sentito questo dovere e ci provo, cercando di fare del mio meglio naturalmente per quello che posso fare. Ecco, infatti non far sentire le persone sole, no? Francesco Truccolo, lei ha la delega anche al sociale per quanto riguarda appunto il comune di Cimadolmo, e quanto importante è, soprattutto a maggior ragione per delle persone con disabilità, ma lo stesso discorso vale anche per gli anziani, per chi si trova in una situazione di marginalità sociale, questo non farle sentire sole. E direi che è fondamentale, si può farlo in tante maniere. Questo è una di quelle. La musica è un ottimo veicolo per coinvolgere persone, per coinvolgerle e per anche appunto le persone hanno delle barriere mentali che magari non riescono a capire la disabilità o altre cose, però magari anche le persone con disabilità hanno difficoltà a chiedere, anche a porsi anche nella richiesta di servizi, quindi questi eventi come altri, come siamo andati anche a trovarli a casa per quanto ci riguarda a Cimadolmo, e li coinvolgiamo in tante cose, dalle varie feste è sempre importante secondo me non voltarsi all'altra parte, insomma, non solo per l'obbligo amministrativo che si ha, ma cercare di fare il proprio meglio, insomma, a livello di associazione, a livello di comune, a livello di perché effettivamente la marginalità sociale è un problema, soprattutto magari uscendo dal mercato del lavoro o in momenti di depressione o altre cose. Per quanto ci riguarda, la nostra amministrazione è molto sensibile, tanto più che, se posso dirlo, abbiamo anche uno sportello psicologico proprio per queste diciamo marginalità, insomma, queste situazioni di difficoltà, insomma, diciamo che possono spaziare dai campi, dai campi più diversi. E proprio lei diceva della solitudine, di questo aspetto che sicuramente è importante, sicuramente è forse anche uno dei cruci, delle preoccupazioni maggiori delle famiglie che si trovano ad avere per esempio un figlio disabile, un bambino disabile che poi cresce, diventa grande, e i genitori dicono cosa succederà quando noi non ci saremo più ad occuparci del nostro figlio. Sì, il famoso dopo di noi, esatto. Che è una cosa che tutti dovremmo farci carico di questo, perché in effetti non bisogna lasciare indietro le persone. Purtroppo ci sono tante difficoltà, noi cerchiamo di fare il nostro meglio e soprattutto di conoscere i problemi insieme, cercando anche di stimolare il senso di comunità che noi cerchiamo anche con questi eventi, per darci aiuto, mutuo aiuto, aiutano queste cose qua, aiuta il conoscere i problemi, cercare di affrontarli insieme con delle finalità di ampio respiro anche, però che mira soprattutto al coinvolgimento delle persone e farle sentire importanti. Esattamente, l'abbraccio che si dà anche attraverso la musica è un abbraccio di solidarietà, di affetto, io credo che sia importante. Poi la musica fin da piccoli, adesso ne approfitto, scusate perché ho fatto una promessa, ciao Matteo, mio figlio, che ormai canta già a memoria tutti i brani che sente, ma la finalità della musica è proprio quello di rendere, secondo me, le persone anche più gioiose della vita.
di avere una speranza, perché la speranza, secondo me, quando si toglie la speranza a una persona è finita. Invece dare speranza, questo è un paese straordinario che si deve assolutamente, deve essere convinto di questo, e nel nostro piccolo anch'io cerco di fare del mio meglio per portare avanti questa speranza per tutti. Anche perché arricchire lo spirito delle persone è fondamentale. Io credo no? che sia fondamentale, assolutamente. E la musica sicuramente è un elemento importantissimo in questo. Io l'ho visto in tutte le occasioni e anche in questa, con testimonianze poi, perché parlando poi con delle persone che hanno magari un figlio disabile mi dicono: guarda, non sai quanto è importante per loro la musica per loro è il fattore veramente che rianima lo spirito e gli dà voglia di vivere, speranza e gioia. Ecco, che riscontro ha avuto lei portando avanti queste iniziative? Abbiamo detto tutto è partito da questa promessa, ma poi avrà avuto modo anche di parlare, no, con queste persone, di sentire come hanno accolto questo tipo di iniziative. Questa è un'emozione che ogni volta provo. Quando trovo delle conferme come in questa di Francesco per la Madonna anche di Fatima, credo che sia una conferma che la nostra strada forse è quella giusta, di continuare con la musica. Ecco, a proposito di musica, il nostro regista Roberto Durigon sta mandando in onda un altro brano famosissimo, Il Canto della Terra. Il Canto della Terra, che è un brano che ha riscosso un successo incredibile, un brano che io amo in particolar modo, sempre di Francesco Sartori. Qui siamo sempre con l'orchestra regionale e con due cori, il coro Stella Alpina e il coro dell'Accademia del Maestro Basso. Questo è un brano, Sartori ha scritto questo brano che ogni volta che lo canto e lo sento provo sempre una grande emozione, non mi stanca mai. Questa tra l'altro è stata un'esecuzione fatta al Teatro Comunale dove c'era presente anche il povero Lucio 48, l'autore del testo di Canto della Terra ma anche di Con te partirò, purtroppo scomparso, salito al cielo qualche anno fa, un poeta straordinario, Lucio 48, che quella sera era proprio in teatro anche lui. E il giorno dopo disse che era soddisfatto perché aveva sentito finalmente il suo testo cantato con l'emozione che io avevo dentro. Cioè, un brano così non ti può lasciare indifferente, lo amo in particolar modo. Infatti tra i molti brani che ci avevate mandato abbiamo voluto scegliere proprio questi due che abbiamo mandato in onda questa sera perché parlano veneto, diciamo, certo, ma anche perché suscitano proprio delle grandissime emozioni, emozioni che invitiamo naturalmente tutti quanti voi a rinnovare. Se vorrete partecipare, no? L'invito è rivolto a tutti al concerto l'11 di agosto a Cima Piazza d'Olmo, Martiri della Libertà, inizio ore 21.
quindi siete tutti invitati. L'appuntamento è questo, ma abbiamo sentito nel corso della trasmissione ci saranno anche moltissime altre occasioni per arricchirci lo spirito con questa musica meravigliosa. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio Francesco Grollo per essere stato qui con noi questa sera e Francesco Truccolo del Comune di Cimadolmo. Un ringraziamento naturalmente a tutti voi telespettatori che ci avete seguito. 20:10 ritorna come sempre domani sera. Arrivederci e buona serata.